Attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, buonasera da Fausto Pozzan per questa domenica 26 febbraio 2023, una domenica piuttosto freddina a dire la verità. Speriamo di riuscire a riscaldarvi con il nostro commento perché purtroppo la partita che andremo a commentare si disputa ancora una volta a porte chiuse per i noti problemi di autorizzazione a far entrare il pubblico nel Palla Frarin di Breganze. Tra qualche istante quindi Breganze ospita il Trissino 2005 per questa partita che va a completare il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie 2 stagione 2022-2023 dell'hockey pista italiano. Partita parecchio attesa, il Breganze ci arriva da capolista, appena raggiunto in vetta alla classifica momentanea della Serie 2 dal Modena, che Corsaro in quel di Scandiano, dove si è imposto di misura per 2-1, una partita importante anche perché lo Scandiano adesso ha 15 punti classifica e teoricamente, aggiudicandosi l'incontro di ieri sera, aveva la possibilità teorica di raggiungere il primo posto in classifica, in quanto il giudice sportivo nazionale, come vi abbiamo già detto in sede di commento dell'ultima partita casalinga dell'Hockey Veneta Lab Breganze, avrà la possibilità di rigiocare l'incontro di Novara che aveva invece sul campo perso per 3-2, decisione confermata in settimana anche dalla Corte Sportiva d'Appello, e quindi quell'incontro si dovrà rigiocare necessariamente. Il calendario di questa ottava giornata si completa appunto con l'incontro casalingo tra Hockey Veneta Lab Breganze e Trissino 05. Gli altri risultati di giornata si sono disputati ieri sera sabato 25 febbraio, hanno visto appunto la vittoria dell'Amatori Modena in quella di Scandiano per 2-1, a sua volta il successo esterno di Novara per 5-4 e il pareggio invece tra Seregno e Tiene per 2-2, per una classifica parziale che vede in questo momento appaiati in vetta Breganze e Modena con 17, a seguire Scandiano al terzo posto con 15, poi Tiene con 13 al pari merito con il Trissino, che però deve recuperare la partita, cioè quella che giocherà questa sera contro il Breganze. Poi abbiamo il Novara a sua volta a 13 punti, Correggio che gioca a Montecchio
in contemporanea a questo incontro. Roller Diadema Bassano a 6 punti, Seregno 3, fanalino di coda il Monteggio che questa sera appunto ospita il Correggio. Le formazioni che saranno dirette dall'arbitro signor Marcello Di Domenico di Correggio, coadiuvato al tavolo da Alberto Fabris. Per quanto riguarda il Trissino 05 in tenuta blu-arancione, calzoncini blu, i portieri sono Davide Merlo con il 10 e Alessandro Rubega con il numero 1. Gli esterni Enea Pasquale con il 2, Giulio Piccoli con il numero 80, Gioele Piccoli con il numero 7, Filippo Zamboni con il numero 8, Alberto Rigo con il 9, Giovanni Martini con il 15, Kevin Mecenero con il 77, Jacopo Ceretta con il 6, l'allenatore del Trissino è Dario Rigo, il preparatore fisico del Trissino è Francesco Ramanzin, che ha lavorato qui a Braganze un paio di stagioni fa. Sta entrando in questo istante in pista la formazione ospite del Trissino 05, formazione sicuramente accreditata tra le sicure protagoniste di questo campionato, lo ha già dimostrato, è un giusto mix tra giovani esperti, anzi l'età media è piuttosto bassa, tra i più esperti anche il portiere Davide Merlo da Bassano, poi anche un ottimo subentro nella formazione di Dario Rigo, Filippo Zambon, mentre ora entra il Braganze che deve sempre registrare purtroppo l'assenza causa problema al ginocchio di Andrea Dalla Valle. Per il resto possiamo dire che sia la formazione tipo con i portieri Marco Zanfi con il numero 26 e Elia Zen per il 13. Per lui è sicuramente un derby nel derby, perché comunque sono entrambe squadre vicentine naturalmente. Gli esterni del Braganza, Ettore Barbieri con il 31, Silvio Costenaro il capitano della formazione rossonera con il numero 2, Pietro Agostini con il 5, Stefano Dal Santo con il 53, Ramiro Torres con il 57, Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Volpe con l'87, Alessandro Toniolo con il 77, l'allenatore della formazione dell'Hockey Veneta Lab Braganze, presieduta da Stefano Volpe, ovviamente il signor Nestor Perea. Convenevoli di rito, le squadre che si danno il 5 al centro del campo, i convenevoli anche tra l'arbitro Di Domenico e l'arbitro Alberto Fabis che lo coadiuverà al tavolo. Vedremo quindi, vediamo intanto le scelte di formazione per quanto riguardano entrambe le formazioni. Vediamo se Braganze confermerà il quintetto tipo con Elia Zen tra i pali. Questa è sicuramente la scelta. Per quanto riguarda Bassano sarà Davide Merlo a iniziare la partita, ma sappiamo che Dario Rigo effettua parecchie rotazioni, ha giocato spesso anche Rubega a difendere i pali della porta, allenata da Dario Rigo, che è sicuramente una delle figure più importanti dell'hockey vicentino e nazionale, collezioni di scudetti e Coppa Italia, e con la nazionale storiche affermazioni. C'era al campionato europeo del 1990 e c'era soprattutto nel 97 in occasione dell'ultimo titolo mondiale dall'Italia, quando fu protagonista di una finale sicuramente per lui indimenticabile. I fratelli Gioele e Giulio Piccoli, compagni di squadra nella nazionale Under 19, vice campione del mondo in quel di San Juan, tra le scelte iniziali di Dario Rigo. Poi il 77 Mecenero e ci sembra è il capitano Dario Rigo. Qui subito la conclusione di due fratelli Piccoli in possesso Trissino, che ha iniziato bene l'incontro. Numero 80, l'intercetto di Pietro Agostini, dai e vai con Dal Santo e Pietro Agostini, la conclusione imprecisa. Braganze quindi sempre con il quintetto base, gioco forza, perché c'è l'assenza di Andrea Dalla Valle, quindi retrovia, linea difensiva composta da Capitan Costenaro e Stefano Dal Santo, in avanti Ramiro Torres e Pietro Agostini, mentre Trissino va a scambiare dietro la gabbia, difesa da Elia Zen. Piccoli ancora in possesso, ancora l'altro fratello Gioele Piccoli con il 7, Giulio con l'80, ancora Giulio a cercare la conclusione, lì viene respinta dai pattini di Stefano Dal Santo. Intanto ci ha raggiunto nel commento l'addetto stampa dell'Hockey Braganze, Renato Sergio. Qui la conclusione di Ramiro Torres. Ciao Renato. Buonasera a tutti, buonasera e buona gara
a tutti i telespettatori che ci seguono in diretta. Sì, grazie a te, buon lavoro Renato. Il Valente ha detto stampa che poi darà il meglio di sé in sede di commento con le interviste del dopo gara. Qui Braganza a scambiare a centropista con Silvio Costenaro, il velo di Ramiro Torres va a Costenaro per lungo sponda, scambia ora con Pietro Agostini a giocare dietro porta. Allora il numero 2 e il numero 5 da Braganza, il tentativo di alza e schiaccia murato dal numero 9 da Alberto Rigo, che è il capitano della formazione ospite Mancino. Lo scambio con Giulio Piccoli, anzi con Gioele, poi ha perso palla Trissino, riparte Braganza con Pietro Agostini, lo scambio rapido, la giocata con l'inserimento da dietro di Stefano Dal Santo, che ci pare particolarmente ispirato anche questa sera. Domenica scorsa autore di una pregevole doppietta il Mon Stefano, qui si disimpegna Giulio Piccoli, va a scambiare con Mecenero, ancora Giulio Piccoli, numero 80, sicuramente un giocatore di grande talento, grandi capacità tecniche anche in fase realizzativa. Ci ricordiamo l'incontro di Coppa Italia con Giulio Piccoli, sicuro protagonista, è una promessa dell'hockey italiano, è prodotto del vivaio trisinese che è tra i migliori d'Italia, storicamente lo è sempre stato, e Braganza non è da meno da questo punto di vista. Intanto il tentativo di alza e schiaccia di Ramiro Torres, riparte Mecenero, lo scambio rapido, se ne va Gioele Piccoli, va a sfidare Stefano Dal Santo, la conclusione respinta bravamente da Elia Zen, la ripartenza veloce di Stefano Dal Santo, lo scambio con Pietro Agostini, il tiro a colpo sicuro, ma è uscito incontro a lui Davide Merlo e con un intervento veramente apprezzabile gli ha negato la gioia del possibile vantaggio per quanto riguarda la formazione di Nesto Perea, l'incontro che non sta tradendo le attese. Sono trascorsi 3 minuti e 20 secondi, c'è stato parecchio lavoro per i portieri, difese forse da registrare e soprattutto nessun fischio sin qui. Quindi le squadre si stanno affrontando, qui c'è l'errore, ne approfitta Gioele Piccoli e c'è un miracolo autentico. Un autentico miracolo di Elia Zenna a negare il possibile vantaggio del Trissino, e qui a rompere gli indugi ci pensa il signor Di Domenico, fischia il primo fallo di squadra per Braganza. 4 minuti circa trascorsi dall'inizio del gioco, un incontro veramente apprezzabile per le squadre che stanno provenendo massima energia sul parquet, senza soluzioni di continuità. Sicuramente l'incontro apprezzabile, buone giocate, un po' di imprecisione in sede realizzativa, soprattutto per Braganza che non ha trovato la porta, mentre dall'altra parte Trissino è stato sicuramente più preciso e ci è voluto un Elia Zenni in assoluto spolvero per negare alla formazione ospite la gioia del vantaggio. Dall'altra parte la conclusione di Stefano Dal Santo, controllata, era insidiosa perché c'erano i giocatori di Nesto Perea a fare velo, ma è stato bravo Davide Merlo. Ancora una conclusione da lontano con Braganza a mandare due propri giocatori a fare grappolo, riparte bravamente il numero 15 ospite Martini, Giovanni Martini, che è entrato. Ancora Rigo a scambiare, poi sull'asse Gioele e Giulio Piccoli, Trissino a proporre una trama offensiva, è brava ad orchestrare la manovra, la formazione di Dario Rigo, palla dietro, palla avanti, a non dare punti di riferimento per la difesa rossonera. La conclusione di Giulio Piccoli, la respinta da Stefano Dal Santo, riparte Braganza, Ramiro Torres scambia con Stefano Dal Santo che elude il tentativo di raddoppio della difesa trissinese, va a scambiare con Ramiro Torres, ancora Pietro Agostini dietro la gabbia di Davide Merlo, tentativo di dribbling ben controllato da Gioele Piccoli che gli soffia la sfera, duello tra i due, alla meglio l'ospite, riparte allora Trissino in tenuta completamente blu, contrariamente a quello che c'era scritto nel modello ufficiale, ci davano maglie blu-arancioni, e l'altra è la seconda maglia evidentemente della formazione ospite. Riparte Braganza intanto con Silvio Costenaro, le finte di tiro di Silvio Costenaro, il tentativo di assist con palla alta per Ramiro Torres che per un non nulla non è riuscito nella deviazione. Ancora Trissino allora dall'altra parte con Capitan Rigo Alberto Rigo all'indietro per Giulio Piccoli,
Tentativo di accelerare Giulio Piccoli, lo fronteggia Ramiro Torres, gli ha fatto blocco il fratello Gioele, ancora Gioele Piccoli, si incunea nell'area avversaria, però purtroppo per lui finisce la pista e allora deve rifugiarsi all'indietro da Alberto Rigo. Ottima la tecnica individuale dei giocatori di Dario Rigo a uscire dal traffico, in ottimo palleggio, grandi capacità di dribbling. Qui il signor Di Domenico devia alla sfera e ferma il gioco da regolamento. Il signor Di Domenico consente a Stefano Dal Santo di sistemarsi la mascherina di protezione. Stefano Dal Santo si è infortunato e indossa questo dispositivo di protezione dopo la gara con l'amatore in Modena. 18:46 il termine della prima frazione di gioco, 0-0 il punteggio, partita sicuramente pregevole. Renato. Sì, sicuramente, scusami Fausto, stavo controllando perché c'era stata una piccola incompressione con i secondi che stanno sistemando proprio adesso e indubbiamente una partita molto attesa. Sapevamo che avremmo assistito a uno scontro senza esclusione di colpi, due squadre organizzate benissimo e in forma, perché comunque Trissino è un'altra di quelle compagini che si sanno chiaramente gli obiettivi, ecco, di questa squadra, ed è sempre quella di avere i massimi risultati. Ora il terzo fallo, sì, per di Breganze. Squadra commesso ai danni di Ramiro Torres nel tentativo di inserimento laterale. Qui lo scambio rapido tra Ramiro Torres e Pietro Agostini, ma fa buona guardia Giulio Piccoli, ma Pietro Agostini bravamente li porta via palla. Non è d'accordo il signor Di Domenico sulla regolarità di questo intervento e allora è possesso per Trissino. Primo fallo di squadra commesso da Breganze, situazioni falli, 3 quelli commessi da Trissino 05, 1 quello commesso dalla formazione di casa da Hockey Veneta da Breganze. Rigo Piccoli non riesce a stoppare palla e allora sarà Breganze che avrà una nuova opportunità con Ramiro Torres a girare a 3 centropista i giocatori di Nestor Perea. Sull'asse Torres, Dal Santo, Costenaro. Si ferma ora Stefano Dal Santo, stava chiamando il blocco con l'inversione, invece non lo ha agevolato nella giocata Ramiro Torres, è andato dall'altra parte. C'è stato poi un inserimento caparbio di Silvio Costenaro che va a subire fallo, vediamo toccarsi il viso. È il quarto fallo di squadra, professa la sua innocenza Giulio Piccoli, non è d'accordo il direttore di gara che conferma la propria decisione, quindi il quarto fallo di squadra, situazione falli 4-1. Sicuramente i telespettatori sanno che con il decimo fallo di squadra la squadra che ne usufruisce di questa situazione tecnica ha la possibilità di andare al tiro libero diretto. Giulio Piccoli dietro porta, lo raddoppiano Silvio Costenaro e Stefano Dal Santo, hanno la meglio i difensori di Nestor Perea. Riparte Breganze, l'assistenza per Ramiro Torres, la conclusione è murata da Alberto Rigo, ancora Ramiro Torres in possesso a scambiare con Silvio Costenaro. Trissino che difende alto, però c'è un'ottima azione e qui cade in area, non ravvisa irregolarità, era caduto in area Pietro Agostini. Breganze aveva sviluppato una ripartenza veloce. Siamo dall'altra parte però, Giulio Piccoli dove a contrastare Silvio Costenaro, Gioele Piccoli dietro la gabbia difesa da Elia Zen. Martini, conclusione imprecisa, il più lesto sulla sfera Stefano Dal Santo e allora lato destro si tenta di cunearsi Ramiro Torres, la conclusione della rete di Ramiro Torres, caparbia l'azione del 57 rossonero. Il nostro folletto Ramiro è riuscito a sbloccare il risultato. Volevo proprio segnalare, Fausto, proprio un attimo prima. Il primo time out chiamato da Nestor Perea. Un attimo prima del gol che il Trissino veramente ha fatto 8 minuti veramente molto forti. Quasi in apnea. Sì, proprio spingendo, cercando subito di sbloccare il risultato. Breganze, devo dire che ho notato, avendo un po' più tempo, ecco, anche per seguire i movimenti extra della partita, ho visto che Dal Santo negli ultimi 2 minuti si era leggermente arretrato a coprire, a dare più sicurezza nell'ultima fase vicino alla nostra porta, diciamo vicino alla porta di Zen, e
ha dato il là a 2 o 3 ripartenze e siamo riusciti a ritrovare, cioè a trovare il gol del vantaggio. Questo potrebbe essere stata la chiave di questo primo Sì. gol, diciamo, che Sì, abbiamo visto. hai fatto bene a rilevarlo. Infatti negli ultimi frangenti è stato soprattutto Silvio Costenaro dei due della linea difensiva a inserirsi più spesso in avanti. Qui il gol è stato frutto di un'invenzione di Ramiro Torres, caparbia, perché è venuto dalla destra, sulla sponda si è incuneato e al centro ha lasciato partire un tiro che non è stato fermato da un ottimo Davide Merlo, comunque, che sin qui è stato protagonista di un'ottima gara, al pari del collega di reparto, vale a dire Elia Zen. Si riparte comunque, la partita è lunga, Trissino ha dimostrato tutte le sue qualità. E allora, prepariamoci ad assistere a un'ottima partita che sin qui per i primi 9 minuti non ha affatto tradito le attese. Possesso a centropista Martini, Giulio Piccoli, cerca il fratello Gioele, il blocco di Giulio Piccoli a favorire Gioele, la conclusione è murata da Silvio Costenaro che si immola letteralmente a prendere il tiro del pericoloso. E qui c'è una possibile ripartenza, il lancio per Stefano Dal Santo, la conclusione di Stefano Dal Santo, purtroppo imprecisa, ma c'è un Stefano Dal Santo sicuramente in ottima forma dal punto di vista della condizione fisica e tecnica. Ben lanciato da Pietro Agostini nella circostanza, ancora una conclusione di Ramiro Torres, fa buona guardia Davide Merlo, davanti a lui c'era Silvio Costenaro a fare velo, è una classica giocata questa, Silvio Costenaro davanti, pur partendo da dietro, quasi da ultimo uomo, va a fare velo per le conclusioni da lontano dei propri compagni, in particolare Ramiro Torres che ci pare particolarmente ispirato, come dimostra la rete realizzata che sin qui ha rotto l'equilibrio dell'incontro. Giulio Piccoli, lo scambio per Gioele, la conclusione sul palo, sul proprio palo, sul primo palo, fa buona guardia Elia Zen, anche lui in formissima, Renato. Sì, Zen nelle ultime settimane ha dimostrato sempre, diciamo che non nelle ultime settimane, mi correggo, è giusto dire che dall'inizio di campionato sia lui che Zanfi hanno sempre dato una costante sicurezza ai propri giocatori in campo. La cosa che mi piace molto ascoltare durante la partita, che purtroppo ricordiamo è a porte chiuse, ma dà la possibilità di ascoltare tanti piccoli consigli sia dalla panchina che tra i giocatori, e entrambe, Zanfi e anche Zen, comunicano tantissimo con i compagni. Assolutamente, è entrato intanto Filippo Zambon, gli ha dato il cambio Giovanni Martini, qui si incunea Giulio Piccoli al limite dell'area, subisce fallo, ripartenza veloce, la conclusione di Filippo Zambon. Filippo Zambon, lo ricordiamo, di Valdagno, figlio d'arte. Il padre Fabio ha giocato tra gli anni 80 e gli anni 90 alcune delle più importanti formazioni vicentine di Valeagno. E attualmente è allenatore delle giovanili del Valdagno, dove si sta comportando sicuramente bene. Filippo, attento agli studi universitari e fa bene, ma è un ottimo elemento. Lo scorso anno al Roller Bassano. E qui, primo anno a Trissino, la conclusione di Stefano Dal Santo, il più lesto. La ribattuta di Davide Merlo è stato, ancora una volta, Ramiro Torres, palla vagante, la prende Silvio Costenaro, palla alta. La panchina trissinese invoca il fallo e il signor Di Domenico, diciamo così, acconsente, ma è una decisione assolutamente corretta dal punto di vista tecnico. Palla sopra l'altezza regolamentare di 1,50 m e quindi possesso alla formazione avversaria con Giulio Piccoli vertice basso, Gioele Piccoli marcato stretto da Pietro Agostini, ma si disimpegna benissimo il numero 7 ospite, il blocco di Filippo Zambon a favorire l'azione di Gioele Piccoli. Zambon affrontato da Silvio Costenaro. Alla meglio il numero 8 ospite, Giulio Piccoli, sta scadendo il bonus e c'è la rete di Giulio Piccoli al limite dei 45 secondi. La palla a mezza altezza, la deviazione ravvicinata che non ha lasciato scampo al portiere rossonero, e allora 1-1, partita assolutamente equilibrata come dimostra il punteggio, 1-1 dalle formazioni in pista. Bella partita, Renato. Sì, stavo proprio notando. Belle Piccoli, scusate, non Giulio a realizzare il gol di palestra. Stavo proprio notando che comunque entrambe
tutti i giocatori del Trissino hanno un'ottima intesa tra di loro, ma secondo me, ecco, quel pizzico in più tra i due fratelli piccoli c'è. Vedo proprio che giocano come se a memoria, diciamo così, sanno la posizione. Attenzione, ancora una rete, stavolta Giovanni Martini. Stesso asse, stessa situazione, uomo libero davanti alla porta comunque. E allora tutto da rifare per Breganze. In giro di 25 secondi, di 28 secondi per la precisione, anzi di 22. Trissino ha prima raggiunto il pari e poi concesso il bis. Ottima la tecnica individuale sicuramente dei giocatori allenati da Rigo, però soprattutto in occasione del gol del 2-1 è stato lasciato colpevolmente libero davanti a Elia Zen Giovanni Martini. In occasione del pareggio invece si era al limite dei 45 secondi, ma finché non c'è il fischio canonico la palla è in gioco e quindi ben ha fatto la formazione ospite a cercare quella giocata, che tra l'altro era anche difficile perché la palla inserita era a mezza altezza. Era stato bravo nell'occasione Gioele Piccoli. Qui invece è una palla a rimbalzo da dietro porta. Il più lesto è stato Giovanni Martini, che ha trafitto incolpevolmente Elia Zen, e allora Braganza è sotto nel punteggio 2-1. È entrato Tommaso Volpe, è uscito Pietro Agostini e siamo esattamente a metà della prima frazione di gioco. Trissino avanti nel punteggio 2-1. Al vantaggio rossonero di Ramiro Torres hanno risposto i giocatori ospiti del Trissino 05, con Gioele Piccoli e poi Giovanni Martini. E quindi Braganza è sotto nel punteggio in casa 2-1. Silvio Costanaro, Tommaso Volpe, compagno di squadra dei fratelli Piccoli, con i quali ha disputato l'indimenticabile mondiale Under 19, perde palla, cade, fallo di squadra. Il signor Di Domenico forse per qualche istante ha pensato di mettere in mano al taschino, sarebbe stato cartellino blu, e invece così non è stato. Graziato, diciamo così, Tommaso Volpe, anche se in realtà non ci pareva particolarmente pesante l'intervento falloso, forse ci sta aver dato fallo di squadra, anche se la panchina ospite ha sicuramente protestato. Elia Zen cerca di servire un compagno ed è Silvio Costanaro, perde palla però Tommaso Volpe, le hanno raddoppiato Zambon e Gioele Piccoli. Deve entrare in partita il buon Tommaso, Braganza ha sicuramente bisogno delle sue conclusioni. Qui c'è una possibile ripartenza con Stefano Dal Santo che se ne va sul settore destro. La conclusione di Stefano Dal Santo purtroppo imprecisa. Il più lesto a impossessarsi della palla è Tommaso Volpe, che va a cercare Ramiro Torres, lo sfida Giulio Piccoli. Inversione di marcia di Ramiro Torres all'indietro per Silvio Costanaro, cattivo controllo. Aveva pensato per un attimo fosse la conclusione. Qui c'è il tentativo di servire davanti all'area e qui lo scambio doppio con Dal Santo e Torres non è riuscito l'ultimo controllo al 57. Qui il tentativo di alza e schiaccia di Stefano Dal Santo, ha fatto buona guardia Davide Merlo. Braganza sta provando ad alzare un po' le cadenze alla ricerca del pareggio. 10:40, l'accelerazione di Silvio Costanaro, lo scambio con Ramiro Torres. Trissino rintanato a protezione della propria gabbia. Cambio dentro porta, Torres ancora in possesso, marcato da Filippo Zambon. All'indietro da Tommaso Volpe, vediamo se cercherà la conclusione. Il filtrante, il più lesto è Davide Merlo ad allontanare la minaccia. Gioele Piccoli, Braganza che alza il pressing. Giovanni Martini lo fronteggia Tommaso Volpe. Due disattenzioni, al di là, forse il primo gol è stato bello, il secondo gol è una disattenzione della difesa rossonera. Qui ha tentato di coniarsi Gioele Piccoli, scusate, cade Silvio Costanaro, fallo di squadra, il quinto, riparte Braganza, Ramiro Torres, tentativo di alza e schiaccia, cade Ramiro Torres, ha subito un colpo alla gamba destra. Giulio Piccoli, tentativo di accelerazione, all'indietro per il fratello Gioele. Alberto Rigo, stesso in pista con Rigo, i fratelli Piccoli e Filippo Zambon.
Ancora Zambon in possesso, 9:30 al termine della prima frazione di gioco. Tristino in vantaggio, 2-1. Ramiro Torres conquista palla. La ripartenza di Breganze. Silvio Costenaro, l'accelerazione. Palla vagante, il più lesto è Filippo Zambon. E c'è Alberto Rigo che va a scambiare con Gioele Piccoli, la parata di Elia Zen. Si prepara Alessandro Tognolo nelle file di Breganze. Cambio per Trissino. Tempista il numero 2. Enea Pasquale. Dato il cambio Gioele Piccoli, autore del momentaneo 1-1. Pasquale, accelerazione di Pasquale. Lo fronteggia Tommaso Volpe. 8:37 al termine della prima frazione di gioco. La partita è lunghissima. Non sta assolutamente tradendo le attese. Trissino avanti nel punteggio. Qui recupera una buona sfera per i suoi. Tommaso Volpe si produce un'accelerazione sulla sinistra. Non trova un pertugio per provare a concludere. E allora va da Ramiro Torres, proteggiato da Alberto Rigo. Trissino sta difendendo con molta attenzione. 4 difensori in area in questa circostanza. Nel traffico Silvio Costenaro, una giocata bellissima. Ha solo il torto di aver preso il palo. Gancio e controgancio, tiro accompagnato. Era stato battuto Davide Merlo. Peccato per il Breganze che la palla ha colpito la parte interna del palo, ma è uscita. Si rimane quindi sul 2-1 in favore della formazione ospite. Ingaggio 2. Alla meglio Filippo Zambon che va a servire Pasquale. L'accelerazione del numero 2 ospite. Lo scambio con Giulio Piccoli, all'indietro per Filippo Zambon. Rigo. Time out chiamato da Trissino intanto. Giulio Piccoli, dietro la gabbia di Elia Zen. Lo fronteggia Tommaso Volpe, all'indietro da Pasquale, ancora all'indietro da Alberto Rigo. Lo fronteggia Stefano Dal Santo. Recupera palla, forse la formazione rossonera. Sì, c'è tuffato letteralmente Stefano Dal Santo per proporre una soluzione offensiva ai suoi. Uno Stefano Dal Santo indomito che sta spingendo tanto e va qui a caccia della palla, però il più lesto è Alberto Rigo. Poi con la collaborazione di Pasquale propone una nuova trama offensiva per i suoi. Pasquale, Filippo Zambon, lo fronteggia Silvio Costenaro. Breganze sta bene dal punto di vista fisico, Renato, perché vediamo la formazione di Nesto Perea cercare molto pressing, a prodursi molte corse. Sì, la risposta sicuramente. Attenzione Giulio Piccoli, la parata ancora una volta di Elia Zen. Scusa Renato, era una favorevole occasione per la formazione ospite. Prosegui il commento. Sì, la risposta sicuramente dei ragazzi del Trissino dopo il primo vantaggio delle Breganze, come a sua volta dei ragazzi delle Breganze una volta capovolto il risultato, è stata sicuramente di non abbattersi e non demoralizzarsi, e sono ripartite entrambe le squadre a velocità altissima. Si continua a giocare a velocità altissima, difatti vediamo anche nelle facce degli atleti in campo che la sentono, stanno spingendo veramente forte. Nei due precedenti incontri che abbiamo visto in qualificazione di Coppa Italia con Trissino sono stati due pareggi soffertissimi da entrambe le squadre. Non c'è niente da nascondere, diciamo così. Le squadre sono due squadre che puntano sempre molto in alto, hanno due squadre molto giovani con talenti, come hai ricordato tu, in nazionale, compagni di nazionale, i fratelli Piccoli come Volpe, Barbieri per il Breganze. Siamo lì, siamo due squadre equilibrate che si giocheranno fino all'ultimo secondo la partita per conquistare, ecco, questi 3 punti che per entrambe le squadre sono importantissimi. Sì, nel time out Breganze ha approfittato della circostanza per mandare in campo Alessandro Antoniolo e di nuovo Pietro Agostini. Sono andati a rifiatare Ramiro Torres e Silvio Costenaro, che si sono prodotti uno sforzo notevole. Dario Rigo invece, per quanto riguarda la formazione ospite, non ha operato sostituzioni. Siamo a 6 minuti e 18 dal termine della prima frazione di gioco. Trissino avanti nel punteggio per 2-1. La situazione falli invece è favorevole a Breganze, perché Trissino ne ha commessi 6 di squadra contro i 3 della formazione rossonera presieduta da Stefano Volpe. Si riparte la conclusione di Murata. Attenzione,
Ancora il palo, sfortunato Braganza, è stata la conclusione di Alessandro Antoniolo, poi sul rimbalzo ci è andato bravamente Tommaso Volpe che ha colpito il palo, peccato, Braganza è ancora una volta sfortunato stavolta, già due i legni colpiti, ma tant'è, si riparte con Giulio Piccoli a proporre un nuovo possesso per i suoi. Zambon, Rigo, Pasquale, Piccoli, Giulio nella circostanza. Zambon, l'accelerazione di Filippo Zambon, lo raddoppiano i difensori di Nesto Perea, ma ancora un possesso per la formazione ospite che si mette a rombo offensivo, vertice basso Rigo, per congelare un attimo il possesso palla e approfittare della situazione di parziale vantaggio. Sta esaurendo il bonus, ma Braganza deve stare attento fino in fondo perché al limite del bonus Trissino ha trovato il gol del pareggio. Qui intanto Pietro Agostini, lo scambio con Tommaso Volpe che cerca un'assistenza per Pietro Agostini ma trova il pattino degli avversari. Qui c'è la conclusione di Giulio Piccoli, parata molto bene da Elia Zenda. Siamo dall'altra parte con Alessandro Toniolo che riceve da Pietro Agostini. Stefano Dal Santo, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Siamo a 4,50 dal termine della prima posizione di gioco. Sulla palla vagante il più lesto è Enea Pasquale. Giulio Piccoli pensa un attimo alla conclusione, poi si libera della sfera servendo all'indietro Filippo Zambon. Alberto Rigo va a dare il cambio Giulio a Gioele Piccoli e poi su ingresso in pista. Rigo, Piccoli, ancora Rigo, anzi Zambon. Pasquale cerca di chiudere il dai e vai, ma il pattino di Alessandro Toniolo ferma l'azione offensiva degli ospiti e allora sarà possesso per Braganze. Due pali a negare la gioia del gol alla formazione di Nesto Perea. A rombo anche, offensivo anche Braganze, vertice basso Stefano Dal Santo. Tommaso Volpe sulla sponda, il blocco con Tommaso Volpe che è al limite dei 5 secondi, così è. Possesso per Trissino, 3,52, 2-1 per la formazione ospite. Avete visto un altro cambio per i giocatori di Dario Rigo. Zambon, lo raddoppiano Pietro Agostini e Alessandro Toniolo, hanno la meglio i giocatori di Nesto Perea. L'accelerazione di Pietro Agostini, entra in area Pietro Agostini, la conclusione e la parata di Davide Merlo. Dall'altra parte Pasquale ha cercato un assist il centro area che pareva particolarmente insidioso e pericoloso. Si sono chiuse le maglie dei giocatori di Nesto Perea. Tommaso Volpi in possesso, all'indietro per Alessandro Toniolo. Stefano Dal Santo, l'accelerazione di Stefano Dal Santo che cade, un altro fallo di squadra. Qualche timida protesta della formazione della panchina di casa che chiedeva un blu, e invece il signor Di Domenico ha deciso di concedere il settimo fallo di squadra, una situazione analoga a quella di qualche minuto fa con la panchina trissinese che chiedeva un tiro libero diretto blu. Così non è stato, la conclusione di Stefano Dal Santo imprecisa, forte ma imprecisa. E allora possesso per gli ospiti con Alberto Rigo. La figlia di tiro, lo scambio con Zambon, gli intercetta per un attimo sfera Pietro Agostini, ma è ancora la formazione ospiti in possesso con Zambon. 1 contro 1 Zambon, passaggio impreciso, ne approfitta Tommaso Volpe, la conclusione è l'esterno del palo. Riconquista palla però Tommaso Volpe, peccato. C'è un fallo di pattino commesso dagli ospiti. Tommaso Volpe ha cercato di trarne per virgolette in inganno il direttore di gara sostenendo che il fallo di pattino degli avversari era stato commesso al limite dell'area. Così non è stato d'accordo e ci permettiamo di dire ha avuto ragione il signor Di Domenico. 2,40, punizione da limite sulla sfera Alessandro Toniolo che è lo specialista di Braganza in questo particolare fondamentale. Vediamo. Accanto a sé anche qui la conclusione però assolutamente sbilenca
Peccato. E allora 2 minuti e 30 ormai al termine della prima frazione di gioco. Filippo Zambon che cade, perde sfera, possesso per Breganze che riparte. Ah no, il signor Di Domenico ha dato fallo di squadra in favore del Trissino 05. Anzi, no, quarto semplice possesso per la formazione ospite, perché Breganze rimane a 4 falli di squadra. Pasquale, la conclusione di Pasquale, insidiosa, ferma tutto la stecca di Elia Zen, accelera Pietro Agostini, arrivato quasi in area, si è liberato della sfera, ha servito Tommaso Volpe all'indietro, Stefano Dal Santo, tentativo di servire dietro Agostini, ma ha messo tutti d'accordo capitan Alberto Rigo per gli ospiti. Allora Filippo Zambon, siamo ormai al termine della prima frazione di gioco con Trissino in vantaggio. Breganze aveva sbloccato il risultato con Ramiro Torres, Trissino nel giro di 25 secondi ha prima trovato il pari e poi si è portato in vantaggio a circa metà della prima frazione di gioco. Qui il tentativo di servire Alberto Rigo in area, ha allontanato per un attimo Pietro Agostini, ma c'è ancora un possesso per la formazione ospite con Gioele Piccoli che va all'indietro a servire Alberto Rigo. L'accelerazione di Rigo lo fronteggia Pietro Agostini, ancora la formazione ospite in possesso. La conclusione di Pasquale, la parata di Elia Zen e Trissino però che avrà altri 45 secondi da capitalizzare sul limite della prima sfera. Non è così, perché Breganze riconquista palla, una forzatura di Pasquale. Qui ancora Pietro Agostini in possesso, deve fare presto Breganze perché siamo già all'ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco. Toniolo, Dal Santo per Volpe, Pietro Agostini, accelerazione di Pietro Agostini dietro la porta di Davide Merlo, si libera bene per un attimo di un avversario ma poi perde sfera Pietro Agostini che ci pare stanco. Si va probabilmente a tenere palla fino alla fine per quanto riguarda gli ospiti, in vantaggio per 2-1, quindi con ogni probabilità si ripartirà da questo punteggio. Un'ottima giocata intanto di Alberto Rigo che va a minacciare la porta di qui Tommaso Volpe, ha rischiato un tentativo di far ripartire i suoi. Pietro Agostini, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Alberto Rigo vanno a contendere il possesso in due, riconquista palla per i suoi Alessandro Toniolo, cade Toniolo e allora Enea Pasquale che porta avanti sfera e termina in questo istante la prima frazione di gioco con il Trissino 05 che va a riposo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Gioele Piccoli e Giovanni Martini. Breganze era andato in vantaggio con Ramiro Torres, a risentirci tra circa 8 minuti per questo secondo tempo della partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie 2 hockey pista.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, da Fausto Pozzan qui dal Palla Ferrarin di Breganze per questo posticipo dell'8ª giornata del campionato nazionale di Serie 2 hockey pista, stagione 2022-2023. Di fronte i padroni di casa dell'Hockey Veneta Lab Breganze al Trisino 05. Al termine della prima frazione di gioco, ospiti in vantaggio per 2-1 con le reti messe a segno da Gioele Piccoli e Giovanni Martini. Breganze era passato in vantaggio con Ramiro Torres dopo circa 8 minuti, mentre a cavallo della prima metà della prima frazione il Trisino ha prima operato l'aggancio e poi ha sorpassato la formazione di casa. Formazione di casa che schiera per questo secondo tempo Marco Zanfi, che ha dato il cambio a Elia Zen, che si è ben disimpegnato con la rituale e solita staffetta, quella operata da Nestor Perea, che si fida di entrambi i direttori di gara. Ricordo che le riprese sono della piattaforma digitale Hockey Pista Filsora TV, il nostro cameraman, il nostro amico, il bravissimo Marian Monteano. A fianco a me Renato Sergio, addetto stampa dell'Hockey Breganze, che poi avrà il suo da fare a termine della partita con le interviste di rito. Vediamo quali saranno le scelte degli allenatori per il Trisino, formazione tipo che ha iniziato l'incontro con Martini, Alberto Rigo e i fratelli Giulio e Gioele Piccoli. Breganze con Marco Zanfi, Pietro Agostini, Silvio Costenaro, Ramiro Torres e Stefano Dal Santo. Stefano Dal Santo che, correggimi se sbaglio Renato, non è mai uscito sin qui dall'inizio della partita. No, Stefano, come abbiamo detto settimana scorsa, sta raggiungendo uno stato di forma veramente, veramente ottimo e quindi dimostra sempre la caratteristica più lo contraddistingue, l'attaccamento alla maglia, tira sempre fuori energie, è un esempio per i compagni più giovani, sempre importante. Tra i pali della porta ospite Davide Merlo, che ha iniziato il match, quindi confermato da Dario Rigo a difesa della propria gabbia. Si riparte, la conclusione di Alberto Rigo, la parata di Marco Zanfi che sporca subito quindi i suoi guantoni. Sono trascorsi 20 secondi circa dall'inizio del secondo tempo. Sarà possesso per Breganze perché Alberto Rigo ha perso palla sull'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione ospite. Qui un'ottima iniziativa, l'assist di Ramiro Torres, lo stop e il tiro al volo di Pietro Agostini, la parata di Davide Merlo. Trisino in possesso, la formazione ospite sta cercando un possesso palla più prolungato in virtù del vantaggio che pur striminzito ma sta legittimando con una condotta di gara attenta. Giulio Piccoli, l'accelerazione di Giulio Piccoli va dal fratello Gioele Mancino, numero 7, così come Alberto Rigo. Giulio invece è un destro, ci riferiamo all'impugnatura della parte alta della stecca per qualificare un giocatore come destro o mancino. Si riparte con Stefano Dal Santo sull'altro versante, all'indietro per Silvio Costenaro. Partita sicuramente lunga ma con Trisino avanti, e qui c'è una cattiva ricezione di Pietro Agostini che favorisce la ripartenza di Gioele Piccoli. Si ferma nei pressi della metapista Gioele Piccoli, va a servire il fratello Giulio che però perde sfera per l'ottimo intervento di ripiegamento difensivo di Ramiro Torres, che conquista palla, va a scambiare con Silvio Costenaro che se ne va, supera due avversari, il tentativo di assist, palla alta un poco dalla porta, peccato, qualche centimetro più basso e Pietro Agostini avrebbe insaccato sicuramente a porta vuota. Breganze ha avuto un ottimo inizio di secondo tempo, ma anche Trisino. E qui Giulio Piccoli, attenzione, bravo Marco Zanfi a metterci la stecca, potenziale 2 contro 1 dall'altra parte. Stefano Dal Santo, gli è mancato l'ultima giocata. Dall'altra parte il match si è riaperto, Giovanni Martini si chiude sul primo palo Marco Zanfi, le squadre si sono aperte, contropiedi da una parte e dall'altra, forse negli intenti di chi ha fatto questo regolamento questo si vorrebbe per spettacolarizzare il gioco. No, ovviamente non si può correre
a tutto campo avanti e indietro per tutta la durata del gioco. Questo forse preferirebbe il pubblico. Comunque, adesso fase di ripiegamento e di rifiato per entrambe le squadre. Braganza che sceglie il possesso lungo. La conclusione di Stefano Dal Santo, la parata era un tiro raso terra, la parata di Davide Merlo. Braganza in pressione alta con Silvio Costenaro, palla vagante per un attimo, non c'è arrivato Pietro Agostini. Tristino schiacciato nella propria area, anzi dietro la propria porta, ma ora mette tutti d'accordo. Giovanni Martini varca la metà campo, serve Alberto Rigo, Giulio Piccoli a scambiare con Giovanni Martini, l'autore del punto del 2-1 per la formazione ospite. Giulio Piccoli, Alberto Rigo. Trissino ora sceglie il possesso lungo imitando Braganza. C'è stato un minuto dove veramente le squadre hanno dato conto alle massime energie. Qui un paio di interventi importanti di Marco Zanfi con la palla però che gli danzava pericolosamente vicino. Una conclusione sbilenca questa di Giovanni Martini. E allora sarà possesso per Braganza. 21-29 al termine della partita. Trissino avanti 2-1. Possesso per Braganza. Silvio Costenaro a scambiare con Ramiro Torres. Il dai e vai, se ne va Silvio Costenaro. Va a sfidare Davide Merlo. Palla vagante e qui la conclusione di Silvio Costenaro con l'assistenza sul secondo palo di Pietro Agostini. Era dietro la gabbia e quindi non è riuscito a inquadrare la porta. Braganza è ancora una volta vicino al pareggio. Deve riuscire a capitalizzare le occasioni che costruisce la formazione di Nestro Perea. Dall'altra parte Gioele Piccoli, Giovanni Martini in tentativo di dribbling contro Ramiro Torres che ringhia su di lui, recupera palla per Braganza e Pietro Agostini grazie alla collaborazione del 57 rossonero. Ancora Pietro Agostini a sfidare Alberto Rigo, spingono i giocatori di Dario Rigo, hanno la meglio, recuperano palla, propongono una nuova trama offensiva con Giulio Piccoli che va a sfidare Ramiro Torres che devia sfera, ma il più lesto è un pessimo cliente per Marco Zanfi, vale a dire Gioele Piccoli. Ma siamo dall'altra parte con Stefano Dal Santo, gancio e controgancio, tiro accompagnato a Giulio Piccoli. E ora Giulio Piccoli cade e poi scivola, non ravvisa irregolarità il direttore di gara. Braganza è vicino al cambio, qui però Giulio Piccoli intercetta una palla interessante, attenzione, e qui la deviazione del bastone di Marco Zanfi a togliere le castagne dal fuoco della formazione di Nestro Perea, che è vero che sta spingendo per cercare il pareggio, ma non deve commettere disattenzioni difensive per non pregiudicare il proprio massimo impegno. Qui c'è un ottimo scambio, la conclusione di Silvio Costenaro, ancora una parata di Davide Merlo, sicuro protagonista di questa partita sin qui, il buon Davide, classe 98 da Bassano. Ramiro Torres va a cercare palla, ma mette tutti d'accordo Giulio Piccoli dall'altra parte, va a servire Gioele Piccoli. Pronto Filippo Zambon a dare in cambio uno ai giocatori di movimento di Dario Rigo. Gioele Piccoli all'indietro, Trissino che congela il possesso. Rombo offensivo per la formazione ospite. Gioele Piccoli in possesso di sfera a sfidare Silvio Costenaro che gli sporca la giocata. Ettore Barbieri dall'altra parte per Braganza. Si è alzato anche dalla panchina Tommaso Volpe, quindi Nestro Perea è prossimo ad affidarsi ai suoi 2005 per cercare di venire a capo di questa partita che vede Braganza sotto. È sicuramente importante per la classifica questa partita. Qui c'è un fallo di squadra che viene fischiato a Capitan Costenaro. Siamo a 18:30 dal termine. S. Giovanni Martini, entra Filippo Zambon per Braganza. Nestro Perea non opera ancora il doppio cambio che sta preannunciando. E qui però c'è un ottimo intercetto di Ramiro Torres che se ne va. Lo scambio, impreciso il passaggio di ritorno di Silvio Costenaro, peccato. Gioele Piccoli, ripiegamento difensivo di Silvio Costenaro, possibile ripartenza di Braganza. Pietro Agostini, Costenaro, Pietro Agostini, l'ultimo tocco impreciso. Si sono chiuse le maglie della difesa ospite, però Braganza è ancora in possesso con Pietro Agostini dietro la gabbia di Davide Merlo e
Pietro Agostini dal nulla si inventa il gol del pareggio. Renato, 17:57. Erano alcuni minuti che Breganze era caldo, abbiamo visto nessun errore nelle ripartenze, velocità e precisione nei passaggi. Beh, non sempre, proprio, sì, no, è mancato l'ultima sempre il finale. Certo. 2-2 quindi, Breganze impatta. Attenzione qui però, perché il Trissino è squadra alla quale non bisogna concedere, come si è scoperto nel primo tempo Renato. Palla al limite della propria area di porte, ci sono state un paio di situazioni veramente insidiose, c'è voluta tutta l'attenzione di Marco Zanfi a intercettare gli assist che i giocatori di Dario Rigo si stavano scambiando a pochi passi dalla porta. Qui ancora una contesa tra Agostini dal Santo che profonda ogni energia, qui va però a commettere fallo. Situazione falli. Attenzione falli, 8-6. Anzi 7-7, infatti c'era stato un errore del tavolo. 7 falli di squadra, recupera palla Stefano Dal Santo e poi Ramiro Torres. Ancora la pressione di Breganze, conquista palla Stefano Dal Santo, la conclusione imprecisa, peccato di Ramiro Torres, la palla indietro. Breganze sta forzando e non è forse sempre un'ottima scelta, perché i passaggi imprecisi favoriscono i contropiedi di una formazione che è sicuramente insidiosa e capace. Quindi giocate forse più precise, perché la partita è lunga. Qui però ci è andato a colpo sicuro Ramiro Torres. L'unico torto che ha avuto è stato di non trovare la porta. Renato. Sì, come ho analizzato prima nel momento del gol, Breganze fa tutto bene in prossimità dell'area, e poi manca forse quel momento finale un attimo di... è giusto anche dire che abbiamo visto questo genere di errori da entrambi i lati. Entrambe le carte, E sì, assolutamente. E quindi credo che, seppur siamo non ancora alla metà del secondo tempo, comunque le velocità e il ritmo imposto alla partita è stato altissimo. Sì. Non dico stanchezza, ma sicuramente un briciolo di lucidità si può anche iniziare a perdere, diciamo, passatemi il termine. Sì, il problema è che gli errori in ripartenza favoriscono la ripartenza sull'altro versante, e Breganze non se lo può permettere, perché Trissino è formazione assolutamente capace di pungere in contropiede, quindi è necessario che Breganze mantenga il ritmo alto, ma soprattutto nelle giocate di partenza il passaggio sia preciso, a costo magari di ritardarlo di qualche istante per andare a trovare il bastone del compagno anziché quello di un avversario, perché altrimenti sono dolori. Fermo restando che Marco Zanfi si è dimostrato molto attento e molto pronto. 2-2, Breganze ha trovato un pareggio con dal nulla, sono di quei gol che si fanno particolarmente apprezzare, perché è stata un'alza e schiaccia da dietro forte, assolutamente encomiabile da parte del buon Pietro Agostini. Un'invenzione. Assolutamente. Si riparte con Gioele Piccoli in possesso. Trissino con Giulio Gioele Piccoli, Alberto Rigo e Filippo Zambon tra i pali. Davide Merlo, Breganze con il Leo entrato, Ettore Barbieri che ha dato il cambio a Ramiro Torres, poi Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo e Pietro Agostini che se ne va. Supera anche Giulio Piccoli, che il contatto pattino e Giulio Piccoli che se ne sta già andando verso la panca puniti, perché il signor Marcello Di Domenico, inflessibile, ha concesso il tiro libero diretto. Forse ha sanzionato il fatto che Pietro Agostini se ne stava andando in porta. Poteva forse starci solo la sanzione tecnica, cioè il tiro libero, anziché anche la sanzione disciplinare, vale a dire il cartellino blu. Ma tant'è. Breganze a 16-11 dal termine. Ha Pietro Agostini sul dischetto del tiro libero diretto, pronto a cercare di trasformare. Non dovesse riuscirci, Breganze avrà 2 minuti di power play. Vediamo il tentativo di trasformazione di Pietro Agostini. Tutto pronto. Inizia il conteggio il signor Di Domenico. Le finte di Pietro Agostini. La parata, la doppia parata, la tripla parata di Davide Merlo, che tiene il punteggio sul 2-2.
Bravo Merlo, assolutamente. Bravo Pietro Agostini, non ha fatto una brutta giocata. E ha trovato un ottimo baluardo nell'estremo difensore bassanese. Il passaggio impreciso per Pietro Agostini. Il time out alle viste per Breganze. Cade e subisce fallo Filippo Zambon. È l'8º. Breganze deve stare attento anche da questo punto di vista. Mette in pista Ramiro Torres al posto di Pietro Agostini e Destro Perea. Quindi Breganze con Barbieri, Torres, Dal Santo e Costenaro. Trissino con Alberto Rigo, Filippo Zambon e Gioele Piccoli ad aiutare Davide Merlo per cercare di passare indenni questi 2 minuti di power play per la formazione del Veneta Lab Breganze. Sicuro protagonista di questa partita Davide Merlo, portiere ospite, bene comunque anche i portieri del Breganze. I primi minuti della ripresa, un Marco Zanfi particolarmente attento a deviare i tentativi di assist vicini alla propria porta che i giocatori di Dario Rigo stavano operando. Sarà possesso per Trissino. Breganze ha commesso 8 falli di squadra, deve stare attento ovviamente perché al 10° fallo Trissino avrà la punizione di prima. Ma intanto ci sono questo minuto e mezzo abbondante, un minuto e mezzo circa di power play, con Trissino che cerca di congelare il possesso palla, naturalmente, però perde subito palla Filippo Zambon, rallenta Ramiro Torres. Breganze vuole giocarsi con attenzione, Trissino sceglie 2 giocatori avanti e uno dietro, Alberto Rigo nella fattispecie, Ramiro Torres, Stefano Dal Santo, Ramiro Torres a sfidare Davide Merlo, non trova l'alza e schiaccia, va all'indietro da Silvio Costenaro. Ancora Stefano Dal Santo, la parata, Ettore Barbieri a rimbalzo, Gioele Piccoli in possesso. Per un attimo Stefano Dal Santo non è riuscito a conquistare sfera. Trissino giustamente va a tenere il possesso, riconquista palla però per i suoi Stefano Dal Santo. Ragazzi, deve spingere perché non manca molto all'esaurimento del bonus, del power play, scusate. Dal Santo, lo scambio con Ramiro Torres. Il tentativo di tiro di Ramiro, prima di Ramiro Torres e poi di Ettore Barbieri, ma impreciso il tentativo di trasformazione dei giocatori di Nestor Perea. 14:30 intanto, Stefano Dal Santo a servire Ramiro Torres, il tentativo di alza e schiaccia, ancora una volta Davide Merlo ha subito un colpo alla mano, almeno questo pare Ramiro Torres. Il signor Di Domenico ha fermato il gioco, vediamo se farà entrare i sanitari, se così fosse Ramiro Torres dovrà essere sostituito. Il signor Di Domenico non ha ravvisato irregolarità, questo sta dicendo a Ramiro Torres. Siamo a 14:24 dal termine. Possesso per Trissino. Sta scadendo ormai il power play. Qui però Breganze forse riconquista palla, sì, con Ramiro Torres. Ecco l'oriento di Giovanni Martini. Quindi Breganze non è riuscito a capitalizzare il vantaggio. Qui il tiro che colpisce il pallo esterno. Ristabilita la parità numerica, 4 contro 4. Se l'è cavata Trissino. Breganze non ha capitalizzato il power play. Qui l'azione insistita di Stefano Dal Santo che perde palla, è il 9° fallo di squadra. 9° fallo di squadra. Attenzione. Gioele Piccoli, Martini, Marco Zanfi, baluardo per Breganze. Ramiro Torres. La conclusione di Ramiro Torres trova l'opposizione di Giovanni Martini, che riparte per i suoi. Sicuramente adesso Breganze c'ha la spada di Damocle del 9° fallo di squadra. Trissino a girare a 3 a centropista con Filippo Zambon, palla per Giovanni Martini, il blocco di Filippo Zambon, lo scambio. Barbieri e Costenaro a cacciare palla nei confronti di Alberto Rigo.
che si libera della sfera, serve Giovanni Martini. Mette tutti d'accordo Stefano Dal Santo. La ripartita di Stefano Dal Santo, l'assist con Silvio Costanaro, e la palla purtroppo per Braganza gli resta lì. E quindi dopo un cost to cost invidiabile di Stefano Dal Santo è mancato l'ultimo controllo al capitano rossonero. Peccato. Peccato per Braganza ovviamente. 12:51. Néstor Perea si raccomanda a Stefano Dal Santo di non commettere falli. Ma tant'è, mancano 12 minuti e 50, Renato. È lunghissima. Assolutamente. Bella partita comunque, che non ha tradito affatto le attese. È bello vedere, attenzione, riparte l'azione del Breganze, ne stavo dicendo, è bello vedere due squadre che si affrontano sempre a viso aperto, senza esclusione di colpi. Abbiamo visto, questa è la terza sfida in questa stagione, è sempre un piacere indipendentemente dal risultato. Bellissime partite, sì, sicuramente. Qui l'accelerazione di Stefano Dal Santo che cade, conquista palla per i suoi Gioele Piccoli, che varca in questo istante la metà campo. Qui c'è la riconquista con Ramiro Torres che se ne va, non trova la porta, peccato. Qui Ettore Barbieri, ancora Ramiro Torres, Davide Merlo che dice di no, peccato, Braganza non riesce a trovare la via della rete pur costruendosi moltissime opportunità. Ha trovato forse la giocata più difficile, quella del pareggio di Pietro Agostini. Qui c'è la parata di Filippo Zambon, che si è sostituito al proprio portiere sul secondo palo. Dall'altra parte Gioele Piccoli, Giovanni Martini, Alberto Rigo, Filippo Zambon a sfidare Silvio Costenaro. All'indietro per Alberto Rigo, Giovanni Martini, la conclusione, bravissimo Marco Zanfi, ben congegnata perché c'è stata una finta di ricezione di una palla che era andata sulla sponda, hanno lasciato rimbalzare apposta e servito sul rimbalzo il compagno. Ottima giocata questa degli uomini di Dario Rigo, che ripartono con Alberto Rigo, il loro capitano, numero 9. Una gran bella partita anche da parte del capitano trisinese. Assolutamente. Gioele Piccoli. Sta entrando Giulio Piccoli intanto. Alberto Rigo dà il cambio a Giulio Piccoli. Ottima prova sicuramente del capitano ospite. Bene ha fatto a sottolinearlo Renato Sergio. Giovanni Martini. Giulio Piccoli a sfidare Ettore Barbieri, lo lascia lì. La conclusione trova i pattini di Stefano Dal Santo. Cade Stefano Dal Santo, ha subito fallo da Giulio Piccoli. Ramiro Torres dall'altra parte prova ad accelerare il buon Ramiro. Trova Silvio Costenaro all'indietro per Stefano Dal Santo. Ramiro Torres che si autolancia all'indietro, supera benissimo un avversario, poi cade in area. Il più lesto è Ettore Barbieri. Siamo dall'altra parte però con Gioele Piccoli che tenta di superare Silvio Costenaro. Il signor Di Domenico fa segno di alzarsi. Attenzione a Giulio Piccoli, recupera palla Ramiro Torres dall'altra parte, un pregevole dribbling, peccato, sfortunato qui Ramiro Torres. Dall'altra parte abbiamo visto un paio di giocate assolutamente al limite di entrambe le formazioni. Stanno approfondendo ogni stilla di sudore, ogni energia per venire a capo di questa partita le squadre. Ettore Barbieri a portare avanti palla per i suoi. Ramiro Torres che dà il cambio ora a Pietro Agostini. Ogni passaggio, ogni piccola sbavatura diventa adesso decisiva. Assolutamente, siamo a 9 al termine. Qui si decide la partita. Tentativo di cercare Pietro Agostini, ma è una palla difficilissima da controllare. Dietro la porta ora con Ettore Barbieri a cercare un'alza e schiaccia di diritto difficile. Però Braganza avrà altri 40 secondi perché la palla è stata toccata dal portiere. E qui c'è una deviazione, mamma mia. Grande tiro di Stefano Dal Santo, il tentativo di deviazione di
Ettore Barbieri pareggiano le squadre il numero del computo dei falli, 9 pari. Renato. Sì, stavo diciamo tenendo sotto controllo Ettore Barbieri. Ettore Barbieri ha fatto un po' fatica il primo minuto che è entrato in campo, adesso pare abbia trovato la sicurezza giusta. Sarebbe importantissimo per Ettore trovare un gol, veramente gli toglierebbe, Assolutamente. Qui gli toglierebbe un peso enorme. certo. C'è un peso, meglio dire, lo farebbe rompere il ghiaccio. Assolutamente. Qui intanto Silvio Costenaro a proporre una nuova trama offensiva, mentre intanto Tommaso Volpe gli ha dato il cambio Ettore Barbieri. La finta di tiro intanto di Stefano Dal Santo. È uscito Ettore Barbieri. Pietro Agostini dietro la porta. Esce bene dal traffico il buon Pietro, cade in area, il signor Di Domenico dice che si può proseguire. Cade ancora Stefano Dal Santo, attenzione qui, attenzione a non farsi prendere dal nervosismo, siamo a 9 falli di squadra per entrambe le formazioni. Recupera palla, intanto Jacopo Ceretta per il Trissino, riparte dall'altra Tommaso Volpe per il Breganze. Jacopo Ceretta per Trissino numero 6. Dal Santo, Costenaro, l'accelerazione di Silvio Costenaro, all'indietro per Stefano Dal Santo, la conclusione di Stefano Dal Santo, murata da Jacopo Ceretta. Tommaso Volpe, dall'altra parte la conclusione di Tommaso Volpe, sì, la parata è stata toccata da Davide Merlo. Ma siamo dall'altra parte con Giulio Piccoli, l'accelerazione di Giulio Piccoli è il 10° fallo di squadra. È stato commesso. Siamo al 10° fallo di squadra commesso da Breganze, inflessibile signor Di Domenico. E allora Trissino avrà un'ottima opportunità per portarsi in vantaggio. Inflessibile il signor Di Domenico. E allora Filippo Zambon andrà a sfidare Marco Zanfi per portare in vantaggio i suoi a 7 minuti e 32 dal termine. Sicuramente è il momento decisivo per la partita. Breganze si affida a Marco Zanfi, Trissino a Filippo Zambon. Vedremo chi avrà la meglio. Anche Trissino peraltro ha commesso 9 falli di squadra. Vedremo, vediamo. Inizia il conteggio. Le finte di tiro di Filippo Zambon. La parata di Marco Zanfi. Breganze quindi ha superato indenne la situazione. Ottima la difesa della propria porta da parte del numero 26 Marco Zanfi. Filippo Zambon ha cercato di metterlo giù, di farlo sedere, è accaduto, ma Marco Zanfi assolutamente ha chiuso il proprio palo. Non hanno sbagliato niente nessuno dei due, Assolutamente. diciamo così. E qui c'è una riconquista però di Filippo Zambon che cade. Vediamo, possesso per Breganze. Si riparte dall'altra parte, se ne va Pietro Agostini dietro la porta. Ancora Pietro Agostini. Tommaso Volpe. Silvio Costenaro, la conclusione di prima intenzione, non trova la porta. E allora ancora Breganze in possesso con Silvio Costenaro. Pietro Agostini. Il tiro di Pietro Agostini, non ci vuole altro per inserire un ottimo Davide Merlo. Breganze in pista con Stefano Dal Santo, Pietro Agostini, Tommaso Volpe e Silvio Costenaro. Stefano Dal Santo mai uscito da inizio partita. A parte Giovanni Tagliapietra sono entrati tutti i giocatori di movimento di Nestor Perea e anche i due portieri qui. Il tentativo di sorprendere Davide Merlo da parte di Silvio Costenaro non è stato coronato dal successo. La conclusione dall'altra parte di Giovanni Martini, c'è il 10° fallo. Lo commette Giovanni Martini, lo subisce Stefano Dal Santo e Nestor Perea manda Ramiro Torres a incaricarsi di provare la trasformazione a 6 minuti e 20, quindi siamo al secondo momento decisivo del match, Renato, di una partita che è stata sicuramente apprezzabile. Assolutamente sì, momenti importanti, anche se come mi insegni tu Fausto, 6 eventi dalla fine può essere tutto e niente. Assolutamente.
La parata di Davide Merlo, e allora si rimane sul 2-2. Il bonus non è stato sfruttato da nessuna delle due formazioni. Tommaso Volpe, la conclusione, la parata di Davide Merlo. Attenzione, Ramiro Torres, la rete! Una Gran rete molto bella, Gran molto gol del bella Folletto. di Ramiro Torres, che è festeggiato giustamente dai compagni. Sul tiro, sulla parata di Davide Merlo, ci è andato ancora il buon Ramiro e si è prodotto, e non aveva molto spazio, un alza e schiaccia, un qualcosa a metà tra il pallonetto e l'alza e schiaccia, che ha battuto imparabilmente il portiere ospite. Se posso permettermi, se credo di conoscere un po' il carattere dei ragazzi, avendo la possibilità anche di intervistarli durante la settimana, proprio questa settimana ho intervistato Ramiro. Un po' ho capito il suo carattere. Abbiamo visto nel frangente della superiorità numerica provare più volte questa sua giocata. Questa giocata è dentro di lui, Sì. lo esalta quando riesce. Il non riuscire lo Sì, disturba, lo sì, destabilizza un sì, po'. ma lo sprona anche a riprovarci, Sì. perché Ramiro è al di là, è imperturbabile alla fine, perché ci prova sempre, ci crede sempre. 5,56, Breganze avanti di 1, ma nell'hockey pista lo ricordava Renato, anche perché gliel'ho detto tante volte io, non è mai finita. E allora siamo con Giovanni Martini, verosimilmente il Trissino cercherà anche il tiro veloce, anche se c'è tempo, perché 5 minuti e 30 si possono costruire numerose opportunità. Ceretta, Martini, Giulio Piccoli. Breganze deve fare di tutto per non farsi schiacciare e tenere... Sì, temo che Trissino proverà a fare velo davanti a Marco Zanfi. Infatti così è. La conclusione, ci vorrà un'ottima fase difensiva per venire a capo di questa partita. Qui c'è stato un tiro deviato dal pattino di Ramiro Torres, che vuole andare da qualunque parte a proteggere con le unghie e con i denti questo vantaggio risicato ma importante in una partita che è stata segnata dal massimo equilibrio, e va fatto un plauso a entrambe le formazioni per avere proposto sicuramente delle giocate di qualità. Qualche errore di disimpegno nei passaggi, ma abbiamo visto ottime cose, parate dei portieri, tutto quello che rende bello questo sport, Renato, questo si può dire senz'altro. Da segnalare anche, come abbiamo più detto, le squadre si sono meritate tutto quello che hanno fatto fino adesso, nessuna delle due è stata da meno, ecco. Breganze dal canto suo recrimina un po' su quei due pali che sicuramente in momenti della partita cruciali avrebbero dato un colpo d'aria. Assolutamente, ma torniamo in cronaca di questa interessantissima partita, con Breganze in possesso con Capitan Silvio Costenaro. Questa domenica 26 febbraio ci auguriamo che il nostro commento abbia soddisfatto le attese di chi è collegato. Qui se ne va intanto Tommaso Volpe, la conclusione gli dice di no. Un ineccepibile Davide Merlo, autore di una prestazione sicuramente ottima. Ci sono volute 3 invenzioni per battere Davide Merlo, Renato. Sì, mi permetto di dire, anche se manca ancora qualche minuto, direi mi espongo il migliore in campo per quel che riguarda il Trissino, a mio parere. Sì, ma hai fatto bene anche a registrare la buona prestazione di Capitan Alberto Rigo, poi naturalmente i fratelli Gioele e Giulio Piccoli. Per Breganze direi Ramiro Torres senz'altro, ma anche Marco Zanfi, perché a 6,20 quella punizione di prima lì di Filippo Zambon era a colpo sicuro, e invece il buon Marco ci ha messo una pezza, e poi soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, quando molto spesso 2 giocatori si avvicinavano alla sua porta e si cercavano, e lui usciva dalla porta con il bastone a deviare il tentativo di assist e a sventare così le minacce che gli sono state portate. Sì, sarà sicuramente bello rivedere nel replay della partita la deviazione che ha fatto Marco, perché era assolutamente pericolosa. Sì, lì Trissino andava a botta sicura, e invece è uscito dai propri pali e ha messo tutti d'accordo.
Breganze sui suoi portieri sta costruendo questa stagione, sicuramente, anche sui suoi portieri. Torres, Breganze che fa girare palla velocemente, siamo a quasi 3 minuti dal termine. Fa bene la formazione di Ernesto Perea a cercare di capitalizzare i 45 secondi a prescindere dal bonus. Qui Ramiro Torres, la conclusione, la parata di Davide Merlo e frutta a Breganze altri potenziali 43 secondi. Ha fatto bene Ramiro Torres a tentare questa conclusione. Sì, è importantissimo, l'ha dimostrato anche Trissino nell'occasione del sì. secondo gol, il saper sfruttare, diciamo che non che gli avversari calino l'attenzione, ma appare quasi in scadenza, è proprio lì che si colpisce. Sì. Trissino ha pareggiato Sì. al limite dei 45 secondi nel primo tempo. Hai fatto bene a ricordarlo, Renato. L'ultimo time out, quello chiamato da Ernesto Perea, 3-0-4, è lunghissima, ma è anche bellissima da commentare questa partita. Quindi ne siamo stati lieti. Ci auguriamo che chi ci segue possa apprezzare magari anche il tentativo di fornire un servizio connotato dall'assoluta imparzialità nel commento, anche se ovviamente, essendo tu l'addetto stampa del Breganze e il sottoscritto un allenatore delle giovanili nonché responsabile del settore giovanile, penso che chi ci ascolta potrà intuire da che parte batta il nostro cuore, Renato. Sicuramente, almeno per quello che riguarda me, io non sono, ricordo, da tanti anni in questo mondo, e quindi la mia prima esperienza è stata proprio al palazzetto di Breganze. Negli anni sono arrivato a collaborare con la società, e quindi indubbiamente l'enfasi si sposta più da una parte, però ecco, cerchiamo sempre di dare il meglio e di fornire un servizio a chi ci ascolta, anche esattamente. perché purtroppo con il palazzetto a porte chiuse l'unico modo per vedere il Breganze è affidarsi alle telecamere e alle ottime riprese di Marian Monteanu e alla voce di chi ci ascolta e la voce di chi vi parla. Silvio Costenaro per questi ultimi 3 minuti, ancora il palo. Breganze però, a quanto a collezione di legni, effettivamente può dire la sua questa sera, perché anche questa è stata un'ottima conclusione. Peccato. Giulio Piccoli, sfidato da Ramiro Torres. Silvio Costenaro conquista la palla per i suoi, serve Stefano Dal Santo. Ramiro Torres, sfidato da Filippo Zambon. 2 minuti e 20 il tentativo di assist con Silvio Costenaro che aveva seguito l'azione. Forse. Ma sì, poi c'è stato comunque un ottimo rimpiegamento difensivo nella circostanza. Filippo Zambon dietro la gabbia di Marco Zanfi. All'indietro da Giulio Piccoli che è un cattivo cliente, infatti la conclusione del pareggio. L'avevamo chiamata, Renato, il tiro da lontano, la deviazione di Gioele Piccoli. Gioele professa di non aver toccato sfera, ha fatto il velo e quindi 3-3, 2-0-4, peccato per Breganze, aveva appena colpito il palo. Si riparte, Breganze in possesso, Ramiro Torres. Ci sta il pareggio per questa partita, è stata perché entrambe le squadre si sono battute validamente. Qui Silvio Costenaro perde palla. Giulio Piccoli a tenere palla Filippo Zambon. Vediamo se Trissino sceglie il possesso prolungato o se cercherà il tiro rapido. Ci sembra il possesso prolungato, ne ha ben donde la formazione di Dario Rigo. Ancora Filippo Zambon. E qualche palo di troppo sicuramente può avere indirizzato questo match, ma Trissino quello che ha conquistato sin qui se l'ha sicuramente meritato. Giovanni Martini, Giulio Piccoli, la parata di Marco Zanfi, il più lesto è Stefano Dal Santo a proporre una nuova trama per i suoi. Breganze che ci vuole provare fino alla fine. Tommaso Volpe, ultimo giro di lancette. Ramiro Torres ha tentato il dribbling e invece Trissino che adesso ha un'opportunità. Ramiro Torres a conquistare palla. Breganze dall'altra parte. Stefano Dal Santo. Il tiro a botta sicura, la parata ancora una volta di Davide Merlo. Tutti a protestare, mancano 40 secondi. Se ne va Ramiro Torres, un tunnel ai danni di Gioele Piccoli. Tommaso Volpe. Silvio Costenaro.
quella chiusura centrale purtroppo sta costando il pareggio. Ramiro Torres ha tentato sul secondo palo di servire Stefano Del Santo. Peccato. Forse c'è tempo per un'ultima azione. Sì, può essere. Silvio Costenaro vediamo che scelta di passaggio farà. 20 secondi, è caduto in aria intanto Stefano Del Santo. Non ci sono Pertugi, la palla infilata, 12 secondi, mi sa che finirà qui. Attenzione Silvio Costenaro, vediamo se riuscì a trovare l'ultimo tiro. Così non è. L'ultimo tiro ce l'ha Trissino con Filippo Zambon e la partita finisce qua, 0-0. 0-0 il conteggio del tempo, 3-3 invece il computo delle segnature. Quindi per Trissino le reti di Giulio e Gioele Piccoli e Giovanni Martini. Per Breganze la doppietta di Ramiro Torres e il gol di Pietro Agostini. E Breganze quindi che sale a 18 punti in classifica, non riesce a scrollarsi di dosso il gruppone. Tutti una mucchiata per il primo posto. Questo dice per ora l'esito della ottava giornata del campionato di Serie 2 hockey pista. Termina quindi con un pareggio questo importante incontro. È il terzo pari per la formazione dell'Hockey Veneto e la Breganze. A risentirci per il prossimo incontro casalingo. Sabato prossimo Breganze sarà in trasferta a Novara. Da Fausto Pozzan e da Sergio Renato un saluto e una buona domenica. Attenzione, il tiro al gol, il gol di Jimenez,